Presidente della Regione aveva presentato questo piano giovani dicendo che i soldi venivano tolti agli enti Manciuglia per darli direttamente ai giovani. Era un plafond iniziale di 452 milioni di euro. Dopodiché scopriamo che 112 milioni di euro di questi 452 ci sono stati tolti dal governo regionale perché non sono stati impegnati dal incapace governo regionale entro il settembre 2014. Ora scopriamo che a Capodanno, tra Natale e Capodanno, 22 milioni di euro vengono tolti ai giovani su voci che andavano direttamente ai giovani per fare impresa, per fare tirocini professionali, e vengono dati agli enti di formazione, quelli famosi Manciuglia secondo Crocetta, a cui aveva fatto la guerra, a cui aveva tolto l'accreditamento, a cui aveva tolto il pane, perché molti di quei lavoratori delle enti di formazione sono stati licenziati e per anni non hanno percepito uno stipendio. Ora questi enti di formazione hanno vinto le cause contro l'inefficiente e l'incapace governo regionale e devono trovare i soldi per compensarli. E dove li prendono? Li tolgono ai nostri ragazzi, li tolgono ai giovani. Avendo prima dato loro illusioni e speranze, oggi li levano per coprire i buchi creati dalla loro incapacità amministrativa. Oltre questi 22 milioni però potrebbero esserci altri fondi distratti, giusto? Esattamente sì, perché è lo stesso governo regionale, nella delibera che noi abbiamo studiato, che dice che le previsioni di spesa per compensare queste cause perse ammontano ad oggi a circa 60 milioni di euro, per cui questo è il primo tassello. Aspettiamoci altri regalini. Aspettiamo le prossime feste per vedere quali altri regalini questo governo incapace farà ai giovani siciliani. Questo è un furto fatto ai giovani siciliani. Loro rubano il futuro, rubano la speranza ai giovani siciliani. Li accompagnano alla stazione con una valigia piena di delusioni e di rabbia. La stessa delusione e la rabbia che sto provando io, che stiamo provando tutti noi, e per questo ci attiveremo in tutte le sedi, anche legali, per dare giustizia a questi ragazzi.